Buon fine settimana ai nostri telespettatori, ultimo fine settimana di giugno, ultima puntata per quanto riguarda il punto, ultima puntata stagionale, poi diciamo ci riposeremo un po', prenderemo una pausa per la stagione estiva. Certamente quelli che sono i nostri temi non andranno in pausa, non si riposeranno e quindi ve li racconteremo poi al rientro. Nell'anteprima saluto Totò Galì, ciao Totò, oggi parleremo diciamo, di politica internazionale, geopolitica, diciamo, del ruolo della Sicilia, dei temi diciamo, della politica che non appassionano la nostra politica siciliana, troppo spesso interessata alle mancette, alle spartizioni, lo stiamo vedendo anche dalle ultime inchieste, ma i temi che tratteremo oggi, tra l'altro con autorevoli esponenti, sono ovviamente di grandissima attualità. Vi invitiamo a seguirli anche con spirito critico. L'anteprima però, come sempre, la dedichiamo alla settimana di Totò Galì. Totò, questa settimana insomma ormai è la settimana del gran caldo, siamo tutti proiettati ormai verso le spiagge, verso il mare, verso insomma la pausa giusta di un'estate. Tu come stai? Tutto bene? Tante cose, sì, sto bene. Allora, ci salutiamo oggi e Non facciamo così, speriamo non facciamo, di, non facciamo quello che non speriamo di siamo, trovarci. non No, facciamo stavo quello che non dicendo, siamo. stavo dicendo, speriamo che con tutto quello che sta succedendo in giro ci sarà una prossima stagione. Ah, quello sì, vediamo. Perché questo Vediamo, se no ci allora, troviamo un'altra location, insomma, dal fronte, vediamo che succede. al fronte. Al- Luca Ciliberti in diretta al fronte, Vabbè, il me lo punto è diretto immagino. dal fronte, speriamo di no, noi scherziamo ovviamente, dissacranti come al solito, ce lo consentiranno i nostri Vabbè, telespettatori. Vabbè, partiamo col caldo, dai, partiamo vai, col partiamo caldo. col caldo, con Pluto, che non è Perché quello di ora Topolino, eh, l'anticiclone si chiama Pluto, come quello di ma Topolino. insomma, come quello di Topolino, ma perché? Perché ormai si boccheggia come i cani praticamente, stiamo con la lingua di fuori, Cos'è il prossimo che avranno perché ci sono l'anticiclone 40 Walt gradi. Disney? Cos'è? Ah, Sì, la certo. bella addormentata nel bosco il prossimo sarà, Eccolo qua, povero che Pluto. cadiamo a terra, Quello sei tu, ha la tua stessa quello pettinatura. sono io, sì, è la mia stessa pettinatura. Eh, E allora, mi sono autoritratto. ti sei autoritratto. Allora, C'è caldo, è dai, vero, c'è caldo, c'è caldo. Andiamo, prossima vignetta. Ah, eccolo c'è qua, uno caldo dei anche protagonisti all'estero? della nostra discussione di oggi, uno dei protagonisti della nostra discussione di oggi, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, molto spesso, diciamo, protagonista delle tue vignette, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi. Purtroppo aggiungerei. Allora, E qua una delle cose che gli criticano di più di cambiare idea continuamente, qua è amletico, quindi dice to be or not to be, that is the question, questa è la questione. E il teschio dice, Bare, ti devi decidere, qua, Bare, Mare, il insomma, teschio è l'ho mare. fatto un po' locale, un teschio un po' locale, Dice, ti devi decidere, non puoi cambiare idea ogni 15 minuti. Mare, Donald Insomma, Trump, a uno shakespeariano Donald dai. Trump. Apprezzo i dollari che escono dalla tasca di dietro, insomma, sul petrolio dell'Iran. Diciamo, Sì, e poi è seduto sulle lobby che lo, insomma, finanziano, esatto, vabbè. esatto, Andiamo avanti. esatto, una finezza. Andiamo avanti. Allora, ecco, questa è la notizia Oh, proprio fresca, fresca. Fresh. il matrimonio a Venezia di Bezos, padrone di Amazon, no? Che Certo, come sappiamo, no? insomma, che mai visti tanti pacchi a Venezia, insomma. Tutti i pacchi Anche, Amazon. vabbè, anche questo è un doppio Sai che senso tutto regali in mezzo, locale. no? Che regali spediti con Amazon. Sì, no, per pacchi intendevo, vabbè. C'è Andiamo una avanti. scenetta, diciamo, davvero spassosa, fatta in queste ore da Leonardo Pieraccioni, che fa veramente sorridere, insomma, sceglie il regalo al telefono, insomma, andate a cercare sui social, si trova. A proposito del matrimonio di Jeff Bezos, andiamo avanti. Ah, questa è una Beh, notizia triste. questa settimana è morto Alvaro Vitali, il famoso Pierino degli anni Ottanta, e c'è la maestra, la famosa maestra, che dice ora ci guardi da lassù, e lui dice, beh, ma io preferivo guardarvi da qua giù, e ride, guardando, insomma, Troppo il panorama. spesso relegato a questo ruolo, no, del cinema di Pierino, Alvaro Vitali, poi poverino ha vissuto la sua vita in maniera dissoluta, ha sperperato tutto, l'ha raccontato lui, è rimasto solo. Ho visto le immagini del funerale, c'era solo Carlo Verdone tra i protagonisti del cinema a dargli l'ultimo saluto, che tristezza.
bellezza, insomma, per uno che ha segnato certamente anni di commedia all'italiano. Lo salutiamo Va anche bene. noi. Ciao Alvaro Vitali. Allora, andiamo avanti. Che abbiamo? Io credo che Eccoci adesso qua. ci troviamo di fronte, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, c'erano le elezioni del rettore e quindi qua c'è lui che si fa i selfie. Questo è lui, sai che ci assomiglia E moltissimo, sta? sì. Per fortuna, così se fa qualche cosa c'ho già la caricatura pronta. Dice come sono venuto? Magnifico, magnifico. Magnifico, Foti. magnifico rettore, magnifico, no? Si è fatto il selfie. Magnifico Foti, eccolo qua, il nuovo rettore dell'Università di Catania, appena eletto. Credo abbiamo l'ultima vignetta. Abbiamo Ah, l'ultima e chiudiamo, non in bellezza, ma chiudiamo. Ed è insomma un po' come scoppiano le guerre spiegate ai bambini, che è un domino, no? Il dominare, il domino, che parte una, un po' come fu per la prima guerra mondiale, e poi tutti gli sono messi in altri ordine o si accodano. c'è un nesso, sono messi in ordine o sono messi a caso questi protagonisti? Ma c'è l'America che spinge Israele, Israele che spinge l'Iran, l'Iran che spinge la Russia, l'Ucraina, la Palestina, l'Unione Europea, insomma il Giappone e poi l'ultima la Cina. Che, insomma, vabbè. Se casca la Cina è una E tragedia. quindi Se si mette speriamo dentro, insomma, se ci mette dentro la Cina veramente diventa una tragedia. Speriamo di no. E questo è il tema, Totò, della puntata di oggi, mentre continuano le tensioni in Medio Oriente, mentre continuano i conflitti, mentre il Mediterraneo diventa centrale anche in questa nuova logica di geopolitica internazionale, noi in Sicilia facciamo finta di non vedere, no? Ci giriamo dall'altro lato, ci occupiamo delle mancette, ci occupiamo di a volte politica di bassa lega, insomma, quando la Sicilia dovrebbe prendere come dire, più coscienza ed essere più presente anche su questi temi con tutti i suoi attori, con tutte le sue istituzioni, anche l'università che abbiamo visto ci ha fatto vedere il rettore poco fa. assolutamente. Quindi, insomma, perché bisogna formare generazioni pensanti, non generazioni, diciamo, di automi con i telefonini, insomma, tablet, eccetera. Quindi Concordo perfettamente. questo è il tema della nostra ultima puntata della stagione, Totò. Allora, grazie, noi ci vediamo ovviamente, è inutile fare quelli, Grazie a voi. è inutile- i finti tristi, noi ci vediamo comunque Certo. nei prossimi giorni, continueremo a vederci, quindi insomma, poi in televisione vedremo forse la prossima stagione, facciamo così. Allora, Totò, buona estate anche a te, televisivamente Buona estate a parlando. tutti e buona continuazione. Ciao Totò, grazie sempre per la tua matita sagace, ficcante, sarcastica come sempre, che arricchisce di contenuti questo programma. Noi ci fermiamo, la sigla e poi un sacco di ospiti, collegamenti, tanta attualità. Comincia una nuova puntata de Il Punto. Bentrovati, ora ci siamo, cominciamo il nostro dibattito, l'ultimo della stagione, poi insomma ci prenderemo la pausa per l'estate, certamente gli argomenti che diciamo, fanno parte della politica e dell'attualità non si prenderanno pausa, ma poi ovviamente vi racconteremo man mano anche attraverso i nostri TG. Allora vi presento gli ospiti in studio, oggi insomma l'abbiamo detto diciamo, in presentazione, in anteprima, oggi cercheremo di tenere il dibattito sulla geopolitica che interessa e che vede la Sicilia come player di primo piano nella geografia mondiale, eppure la nostra politica è sempre molto distratta su questi temi, preferisce interessarsi di argomenti che riguardano la politica locale, le inchieste che camminano spesso parallele al racconto della politica, l'ultimo sul presidente dell'Arsi, insomma, e sulle mancette fa ancora gridare scandalo. Eppure però c'è un mondo che sta cambiando in realtà, ogni giorno succede qualcosa e bisogna rimanere legati ovviamente a questo racconto, interpretarlo, capirlo e soprattutto da parte di chi amministra e governa il paese e la regione. E allora in questa cornice, in questo quadro noi vogliamo raccontarvi quello che sta succedendo insomma intorno al mondo che riguarda la Sicilia. Vi presento gli ospiti, con noi Enzo Bianco, già sindaco di Catania, soprattutto già ministro dell'Interno, insomma che è esperto di queste questioni che riguardano la diplomazia, no? Enzo La politica Bianco. estera in generale.
generale naturalmente anche, ovviamente. È un commentatore d'eccezione. C'è con noi il direttore Michele Cucuzze. Ciao, ecco. Michele. Ciao Luca, grazie. Diciamo, fa da trade union tra insomma, tutto il racconto che c'è e che a volte spesso ci dimentichiamo, no? Anche diciamo, da dove veniamo e che cosa stiamo diventando. È importante anche diciamo, inquadrarlo storicamente questa questione. E poi la senatrice Daphne Musolino di Italia Viva. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Già molto noto delle nostre trasmissioni. Tra un po' avremo con noi in collegamento da Cireale anche il generale Vannacci, diciamo questo personaggio europarlamentare, insomma a volte controverso, che però ha delle idee, no? Che però ha delle posizioni precise, specifiche su certi temi che cercheremo di approfondire. Oggi tra l'altro c'è stata anche una marcia proprio a Sigonella, a base NATO, insomma anche questo racconto nello scacchiere internazionale. Sigonella torna sempre, no? Guardo gli ospiti, ogni volta che c'è qualche tensione internazionale Sigonella insomma diventa, si accendono i riflettori, diventa l'Arlet. Allora cominciamo la nostra trasmissione proprio con questa marcia per la pace a Sigonella, poi ci colleghiamo invece con Acireale dove ci sono in questo momento gli europarlamentari del gruppo dei Patrioti Europei con il generale Vannacci. C'è per noi Simona Mazzone. Subito dopo però questo servizio che riguarda la marcia della pace a Sigonella. Siamo qui come Legambiente per rivendicare la necessità di avere una terra di pace, una regione come la nostra che sta diventando una piattaforma logistica per le guerre in Medio Oriente e per le guerre nel mondo. In realtà noi abbiamo bisogno di stabilire un clima di pace nella nostra regione, nel nostro paese e nel mondo. E crediamo che il piano di riarmo che si sta alimentando in Europa e negli stati nazionali sia un piano che guarda lontano dalle necessità reali di questa nostra regione e di questo nostro paese. Ogni punto percentuale in più investito nella difesa significa sottrarre investimenti per l'azione contro la crisi climatica, la vera minaccia del nostro pianeta. Non ci sono altre minacce presenti nel mondo se non quella climatica. La Sicilia è una terra di dialogo, vuole rimanere tale e allora anche per questo abbiamo presentato una interrogazione al Parlamento siciliano a mia prima firma e condivisa dall'intero movimento proprio per chiedere al Presidente Schifani di prendere posizione netta col governo Meloni che appartiene al suo stesso colore politico e dirci esattamente cosa voglia fare per tutelare l'incolumità dei cittadini siciliani. Noi siamo contro qualsiasi tipo di armamento e troviamo discutibile che il nostro governo abbia stanziato già per i primi 2 anni, dal 25 al 27, abbia stanziato già 40 miliardi per gli armamenti. Beh, delle posizioni, diciamo, guardo Michele, comincio con te Michele, col cronista, col giornalista, delle posizioni a volte anche strumentali, abbiamo visto che c'erano delle sigle anche politiche, però insomma non si può non essere d'accordo con chi predica la pace, no? In questo caso. Beh, figuriamoci, tutti vogliamo la pace, bisogna vedere come arrivarci e soprattutto come tutelarla, questo è alla discussione in questo momento. E poi l'altra preoccupazione che ho visto emergere è quella naturalmente degli stanziamenti per le armi, così come richiesto dalla NATO all'ultima riunione dal Presidente Trump, e richiesta alla quale l'Italia ha aderito, e quindi con la preoccupazione, ma questi soldi non è che vengono sottratti a bilancio che riguardano i lavoratori, che riguardano le persone in difficoltà, che riguarda chi sta soffrendo soprattutto con l'occupazione. E poi abbiamo sentito la questione climatica che è stata messa bene in evidenza. Quindi il tema non è che per fare le guerre dobbiamo distrarci, dobbiamo mettere da parte quello che sta succedendo nel nostro pianeta, perché qua il problema è planetario, cioè noi vediamo ogni volta le reazioni in questa Sicilia, la siccità è quella che vediamo prima di tutte, ma poi la sanità, insomma vediamo tutto quello che riguarda. E quando si parla di questioni climatiche in Sicilia è una delle principali, è proprio questa la questione della crisi idrica, come diciamo. Poi è un po', no, anche la posizione trampiana che si
si era detto, mai più, aveva detto durante la sua campagna elettorale, mai più guerre lontano dall'America, quindi cioè, ognuno pensi, diciamo, a quello che sta succedendo a casa propria, magari questa era la posizione. Poi ha bombardato l'Iran. Poi ha bombardato l'Iran, però insomma si è contraddetto. La senatrice Musolino e poi vedo in collegamento Simona Mazzone con il generale Vannacci. Allora, senatrice Musolino, che sta all'opposizione del governo Meloni, evidentemente con Italia Viva. So la posizione del governo Meloni, però ovviamente quelle che sono le esigenze di tutela dell'Europa le abbiamo ribadite già nella campagna europea dell'anno scorso, dove appunto abbiamo lanciato Stati Uniti d'Europa parlando proprio della necessità di avere una difesa comune, di dare un soggetto forte che sia l'Europa, che in questo momento invece è quello più debole o comunque quello che meno di tutti riesce a imporsi nello scenario internazionale, nella frammentazione della rappresentazione dei vari stati che però non riescono a emergere come un unico soggetto. Su questo noi penso che siamo stati forse anche dei precursori, abbiamo lanciato l'idea e la necessità prima ancora che lo scenario, diciamo, internazionale si componesse come si presenta adesso, ma quello che succede adesso ci conferma che avevamo ragione e che si deve lavorare verso questo obiettivo, non l'armamento dei singoli stati, ma un'Europa forte con una difesa comune che serva anche a rappresentarci dentro la NATO, perché altrimenti finisce ad essere una corsa al riarmo in cui poi i singoli stati incominceranno a litigare, come già si vede che stanno facendo, per le spese militari, per dove fare queste spese militari, dove fare le industrie che diciamo in qualche modo aggiudicheranno le commesse per la realizzazione di queste armi e tutto quello che ne conseguirà, e quindi qua c'è bisogno di un soggetto forte che è quello europeo. L'Europa deve fare l'Europa. Lo rilanciamo, noi siamo europeisti convinti, ma davvero siamo europeisti convinti. Perché... Allora, io do la linea a Simona Mazzone che è ad Acireale, dove c'è questa riunione dei Patriots europei, il gruppo dei patrioti europei. Simona Mazzone con il generale Roberto Vannacci. Simona. Sì, siamo al meeting della Lega dove si stanno incontrando gli europarlamentari proprio per discutere anche del piano di lavoro eseguito finora, ma anche dei progetti futuri. Ovviamente gli argomenti di cui state parlando in studio sono trattati anche qui. Accanto a me il generale Roberto Vannacci, che è anche il vice segretario della Lega, del partito, che può anche dare un parere appunto sia politico che militare. L'Italia è un soggetto debole in Europa rispetto al discorso che stavano facendo in studio. Sì, vede, l'Europa è totalmente assente nelle relazioni internazionali che caratterizzano l'attuale scenario, e questo è grazie proprio a quello che diceva la persona che è intervenuta prima di me, al fatto che c'è qualcuno che sta remando verso un'Europa che sia un soggetto più forte, e a questo obiettivo stiamo cercando di arrivare da circa 20 anni, e queste politiche a trazione socialdemocratica degli ultimi 20 anni invece hanno portato un soggetto che è totalmente ininfluente nello scenario internazionale. Eravamo molto più influenti 30 anni prima, quando nazioni forti che facevano parte di una comunità che si alleava per raggiungere obiettivi convergenti riusciva a influire le politiche internazionali e le relazioni internazionali. Oggi l'Europa è assente nel conflitto russo-ucraino, non vi partecipa e non ha gli strumenti per influenzarne le dinamiche, ed è totalmente assente anche nella destabilizzazione del Medio Oriente, nei conflitti del Medio Oriente, dove al di là dei proclami europei e delle dichiarazioni non riesce a intervenire. L'Europa che vince è quella di Lepanto, è quella dove stati forti, potenti, indipendenti e sovrani si coalizzano per raggiungere risultati e obiettivi convergenti. Questo è quello che vogliamo noi, l'Europa delle nazioni forti e dei popoli forti. Gli Stati Uniti d'Europa non esistono. Quando si parla di esercito comune si esterna uno slogan, un qualche cosa che non esiste, perché gli eserciti sono il presidio della sovranità nazionale e servono a usare la forza o la minaccia dell'uso della forza per difendere gli interessi nazionali. Se noi cedessimo questa sovranità che ancora ci resta, noi cancelleremmo gli stati, le nazioni e le patrie, e io credo che questo sia impossibile da fare, perché vede signora, io mi sono arruolato 35 anni fa, la senatrice e ho giurato Musolino, fedeltà l'Italia alla Viva, mia generale. patria, ma la senatrice, buonasera, io non avevo seguito e non sapevo chi lei fosse.
Senatrice, buonasera. Vede, io ho giurato fedeltà alla mia patria, ma la mia patria è l'Italia. Io sono pronto a morire per essa, ma non sono pronto a morire per la von der Leyen né per Macron. Se oggi avessimo un esercito europeo, saremmo agli ordini di Macron a combattere in Ucraina e a perdere in Ucraina. Ecco perché io non seguo quello che è la sua narrativa. Io voglio eserciti forti che siano in grado di combattere per preservare gli interessi nazionali, e non mi risulta che difenderci dall'invasione russa sia un interesse nazionale italiano. Noi abbiamo già un'invasione in atto, che è quella dell'immigrazione clandestina. Pensiamo a difenderci da quella. L'Italia ha una forza per potersi imporre, ha questa forza per potersi imporre in Europa? Guardi, l'Italia è provvista di forze armate, è provvista di un apparato di sicurezza che noi dobbiamo rinforzare, proprio perché ogni nazione, proprio perché le forze armate sono presidio di sovranità nazionale e di interessi nazionali, deve mettersi in grado di potersi difendere da qualsiasi minaccia, da qualsiasi rischio e da qualsiasi attacco. E come non si parla e non si è mai parlato di un esercito NATO, senatrice lo dovrebbe sapere, non vedo perché si debba parlare di un esercito europeo. Noi dovremmo prendere le best practices della NATO, le migliori esperienze, ovvero quelle in cui l'unico esercito europeo possibile si chiama interoperabilità, che è la capacità degli eserciti nazionali di poter cooperare e collaborare insieme, ma solo laddove esistono obiettivi convergenti. Vede, dire a un abitante di Faro, dell'estremo sud del Portogallo, che deve andare a morire per Vilnius, è difficile farlo digerire alla famiglia portoghese, mentre se noi dobbiamo difendere i nostri interessi, che sono la carne viva per la quale la politica esiste, allora il discorso cambia. Allora, voleva rispondere un attimo, Simona, scusami, voleva rispondere la senatrice Musolino, un attimo, voleva rispondere la senatrice Musolino a Vannacci, ovviamente, poi credo anche Michele Cucuzza. Una domanda vorrei fare. Qualche domanda. Vabbè, poi dopo vorrei Generale, io brevemente le faccio osservare che lei fa un purpurri di concetti populisti che sono del tutto disancorati da quello che io le ho detto. Io non ho mai detto che dobbiamo fare un esercito europeo che deve andare a combattere in Ucraina. Questa è una sua semplificazione e anche una mistificazione che serve ad agitare la pancia dei suoi elettori. Noi abbiamo detto che c'è necessità di una difesa comune in Europa per la semplice ragione che i singoli eserciti dei singoli stati mai si potrebbero opporre singolarmente a una minaccia come quella che sta affrontando per esempio l'Ucraina da parte della Russia o di questo genere di portata bellica. E allora davvero c'è bisogno di un esercito, di una difesa comune, ma non di un esercito comune, di una difesa comune da parte degli Stati Uniti d'Europa che faccia fronte e rappresenti il fronte europeo, cioè il concetto di Europa, che è quello che purtroppo ai leghisti sfugge e continua a sfuggire, ancorché il generale sia un europarlamentare. Nessuno pensa di andare a morire per la von der Leyen. La von der Leyen è la Presidente della Commissione europea, cioè intendiamoci, qua ci sono istituzioni che hanno un assetto democratico, non stiamo parlando di un re, di una regina o di una sudditanza, che invece sono i concetti che poi alla fine esprime il generale. Quindi sgombriamo il campo da queste mistificazioni populiste, ragioniamo con i fatti e con quelle che sono le verità storiche e quelle che stiamo affrontando, perché quello è il problema che stiamo affrontando. L'Europa è stata silente? Sì, è vero. L'Europa si è indebolita? Sì, è vero. Ma non riacquisterà forza con questi ragionamenti dicendo che gli stati, che gli eserciti difendono la difesa territoriale. Ci mancherebbe, nessuno sta dicendo che non ci sarà più l'esercito italiano a fronte di un esercito europeo. Questa è un'invenzione soltanto sua. Nessuno allora, facciamo rispondere Vannacci. Ecco, no, senatrice, allora io, visto che lei non ha mai sollevato le natiche da una poltrona e non ha mai portato uno zaino, ci spiegherà più tardi qual è la differenza. La invito a moderare i suoi termini, perché noi il sessismo e il macismo non lo accettiamo come parlamentari italiani, ma a non è maggior sessismo, ragione guardi, glielo avrei detto anche se fosse siciliana, stata, quindi se lei viene a casa mia, a me alzare le natiche non me lo dice. Quindi la invito a rispettarmi come avrebbe rispettato un suo omologo generale, ok? Ce lo dica, perché lei in qual questo è la momento è un differenza parlamentare tra un europeo, esercito... come io sono una parlamentare siciliana e italiana. Quindi ci dica qual è la differenza tra un esercito europeo. Bene, ci dica qual è la differenza tra un esercito europeo e una difesa europea.
Lei ma ce che la dica lei conosce la differenza, tecnicamente perché è questi lei che vuole termini. portarmi su questo terreno. Io non ho mai Ma io la parlato so di un esercito benissimo, europeo, io ho detto io una la so difesa benissimo, comune siccome europea. lei ha fatto... Non mi metta, guardi, non E non allora con ci me. dica qual è Lei la- ha sbagliato qual è soggetto. la Con differenza? me Ce è la inutile dica, che lei siamo- cerca di mettermi in bocca i suoi siamo- concetti. Ha sbagliato completamente soggetto. Doveva studiare Siamo- meglio. Parli delle sue idee e le difenda se è Siamo capace. tutti- Se invece si limita a fare slogan, può finirla qui, perché come vede siamo avanti. Allora, generale, prego. Sì, guardi, siamo tutti a orecchi aperti. Ci dica qual è la differenza tra una difesa comune Ancora. europea e un esercito europeo. Generale, Ce ce lo la dica, dica lei ce lo la sua spieghi. idea. Io la mia l'ho già espressa, non ho bisogno di ribadirla. Lo dica lei quello che Io pensa. la so non è che lei benissimo, deve parlare la so sulle mie benissimo. cose, parli Non sulle c'è sue, alcuna- se No, lei no, ha ma argomenti, io la so- questa è la la sua so- occasione per esprimerli. Se lei non li ha, continui a farsi questo rinfresco a stazzo Ma certo, e ci vediamo un'altra volta. Visto, Generale, la invito, parli sulle visto sue che non cose. c'è nessuna differenza, Rientri nei Vi- suoi visto che argomenti. non c'è- personale. Rientri sui suoi argomenti, generale. Lei è il militare, parli lei della difesa e della sua idea di esercito. Io la mia l'ho detta. Visto che non c'è nessuna differenza tra la difesa comune europea e un esercito europeo, perché poi alla fine le difese e gli eserciti devono proteggere interessi comuni, è proprio quello che io sto dicendo, che questo obiettivo è irrealizzabile, perché in Europa ci sono interessi nazionali totalmente diversi e spesso non convergenti e quindi la famosa difesa comune europea ed esercito europeo non è raggiungibile. L'unica cosa che è raggiungibile è una capacità di interoperare tra nazioni forti che devono difendere i propri interessi nazionali. Quindi se lei concorda con quest'idea andiamo avanti su questo passo, ma questo non vuol dire né esercito europeo né difesa comune europea, sono due cose totalmente diverse. Allora, generale, vuole intervenire Enzo Bianco, ex ministro dell'Interno, già sindaco di Catania. Saluto il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarde, che è in collegamento da Roma. Prego, Enzo Bianco. E poi Michele Cuzzo, che voleva fare una domanda. Prego. Io vorrei dire ai nostri telespettatori che ci stanno ascoltando che i temi di cui stiamo discutendo non sono temi per addetti ai lavori, per coloro i quali professionalmente si occupano di politica estera, diplomatici, politici, eccetera. È un tema da cui riguarda in modo davvero molto forte la qualità della vita dei nostri paesi, delle nostre città. Stiamo parlando di questo. Certo. Queste parole, queste espressioni riguardano la qualità della vita delle nostre città. E allora un punto fondamentale: la politica estera è in Europa oggi un elemento delicatissimo. Lo sappiamo perfettamente, quello che sta accadendo per esempio non solo in Ucraina, quello che sta accadendo dall'altra parte evidentemente in Palestina, Gaza, cioè c'è la qualità della vita delle persone che dipende naturalmente da quello che viene fatto. Sono due modi di affrontare la politica estera e di affrontare la politica della difesa per quanto riguarda l'Europa. Uno è quello di farlo tradizionalmente, sostanzialmente con una larga parte della responsabilità affidata a ogni singolo Stato, a ogni singolo paese, a ogni singolo governo. E naturalmente tutto questo poi determina la somma di tutto questo una cosa che assomiglierebbe alla cosiddetta politica europea, dove naturalmente ovviamente ognuno in realtà va per i fatti suoi. In un momento come questo in cui abbiamo da una parte Putin, con quello che significa, no? Putin è colui il quale ha determinato l'invasione dell'Ucraina, ma ha determinato mille altre cose. Io lo considero dal punto di vista anche dell'Occidente, ma non solo dell'Occidente, un pericolo incombente per quanto riguarda la serenità del nostro futuro. Dall'altra parte abbiamo un presidente degli Stati Uniti che si chiama Trump, su cui si possono avere naturalmente opinioni diverse, anche positive, come alcuni ce l'hanno evidentemente, io ce l'ho negativa, e sono anche preoccupato per l'approccio della politica estera che Trump pone in essere qualche volta. Di fronte a tutto questo, se ogni Stato europeo ci va per i fatti suoi, cominciando a discutere eccetera, noi non contiamo un fico secco, un accidente. La politica estera e la politica di difesa sono delle questioni su cui l'Europa può esprimere la sua opinione se naturalmente è compatta, ma se è compatta non soltanto a parole, se è compatta anche con le forze. Per esempio, la politica di difesa non può essere affidata a ogni singolo paese che va per i fatti suoi, per cui per esempio tutti quanti i paesi dell'Europa puntano per esempio a rafforzare, faccio per dire, la Marina, e magari dimenticano che invece è molto importante rafforzare anche la difesa aerea, no? Faccio per dire. O c'è una politica
anche di difesa, in cui si lavora insieme, in cui le decisioni vengono assunte insieme, in cui contiamo, ci facciamo rispettare, in cui facciamo sentire la nostra voce, ma non genericamente nei convegni, anche nelle situazioni delicate, e allora in questo caso ce la possiamo fare a difendere i nostri interessi. Perché Vannacci noi è d'accordo su questo concetto espresso da Renzo Bianco? No, nella maniera più assoluta, perché mi deve spiegare il professore quali sarebbero i nostri interessi. Vorrei capire come si connubia l'interesse dell'abitante di Faro con l'interesse dell'abitante di Vilnius. Come esattamente si coniugano gli interessi dell'abitante di Catania con quello di Trieste. Noi avevamo lo stesso identico problema in Italia quando l'abbiamo costruita, e c'era una lontananza tra il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna che era più alto di quello che è la lontananza tra i Paesi Bassi e il Portogallo. Io sono stato e ho girato e ho avuto responsabilità nel Comitato delle Regioni, sono stato il presidente dei comuni d'Europa nell'ambito della di Civex, e le dico che noi, lavorando insieme, abbiamo cercato di fare molto per i nostri comuni, e quando l'abbiamo fatto realmente siamo riusciti a incidere sulla qualità della vita dei nostri comuni, molto di più che se ci facciamo la guerra da una parte l'Italia e dall'altra la Spagna piuttosto che non la Slovenia, molto di più lavorando insieme. Vannacci. No, io non sono assolutamente d'accordo, non sono questi i termini del problema, non si può paragonare il mondo micro con il mondo macro, si fanno degli errori grossolani, e questa è la realtà invece che noi ci troviamo in Europa, e l'esempio ce lo dà la storia degli ultimi 20 anni, ovvero un'Europa che ha cercato di cancellare le sovranità degli stati nazionali negli ultimi 20 anni, si è ritrovata a essere un'Europa più debole, più povera e più instabile. Siccome Einstein diceva che follia è fare sempre le stesse cose aspettandosi poi i risultati differenti, non credo che questa sia la strada giusta. Credo che la strada giusta invece sia quella di ritornare all'Europa della comunità dei popoli e delle nazioni, con popoli forti e nazioni forti che proteggono i propri interessi e che trovano ognuna nei propri vicini la possibilità di cooperare per obiettivi convergenti, dove un'Europa che fornisce la piattaforma per questa collaborazione, così come lo è stato fin dall'inizio, così come lo è stato tutto quella storia che ha consentito alla comunità del carbone e dell'acciaio di progredire sino a che poi qualcuno non ha voluto trasformarla in quella follia degli Stati Uniti d'Europa, che non hanno nulla a che vedere in termini di storia, di tradizioni, di identità, di cultura, di radici, con quelli che potrebbero essere invece gli Stati Uniti d'America. Siamo nazioni diverse, ognuna con le proprie identità, ognuna con i propri principi, ognuna c'è con una i propri grande interessi, diversità tra il Texas e la Pennsylvania, tra Los Angeles ma io non l'ho e New interrotta, York, perché una lei mi enorme interrompe? differenza. Ma La loro forza è l'unione, e contano per questa ragione. Facciamo finire Vannacci. Cosa ha paura dei miei concetti e per questo mi interrompe? Stia zitto, stia al suo posto, quando finisco io parla lei, no? un po' di Quindi io stavo dicendo proprio questo. Siccome non esiste questa comunità di interessi a livello europeo e non esiste una politica estera europea comune e di difesa comune, allora sviluppiamo quelle che sono le politiche estere nazionali e di difesa nazionale, visto che gli eserciti sono presidi e pilastri di sovranità nazionale, e sviluppiamo invece quella piattaforma di collaborazione che consente ai singoli stati di allearsi e di mettersi in comune laddove ci sono interessi comuni. Il fianco sud dell'Europa è molto più preoccupato dell'immigrazione clandestina, che invece non concerne il fianco nord-est. Il fianco nord-est dell'Europa è molto più preoccupato della minaccia russa, che invece non coinvolge il fianco sud. Allora, c'è una domanda di Michele Cucuzza. Generale, buon pomeriggio. Le volevo chiedere, ma non ritiene che le cose siano, a lei. Dove devo guardare? Di qua, siano cambiate da quando, diciamo, c'è la presidenza Trump? Cioè la situazione, come dire, per anni, per decenni, dopo la fine della seconda guerra mondiale c'era l'euroatlantismo, adesso l'America è più lontana. Ancora ieri Trump ha detto che siamo cattivi noi europei, l'Europa è cattiva ed è l'ultima delle sue uscite. Non ritiene quindi che sia necessario proprio superare quel limite che lei indicava per quanto riguarda la politica estera comune e la politica di difesa? Prego, Vannacci.
Guardi, io ritengo che la situazione evolva giorno per giorno, che siano cambiate le situazioni, che siano cambiate le società e che quindi che tutto ciò che è stato l'impianto delle relazioni internazionali alla fine della Seconda Guerra Mondiale piano piano stia cambiando. Ma una cosa è certa, che il rapporto euroatlantico è imprescindibile per un Occidente forte. L'Occidente, vede, quello che noi consideriamo Occidente, è composto al 90% dagli Stati Uniti d'America e dall'Europa. Quindi se noi vogliamo difendere quelli che sono i valori veri occidentali della democrazia, della libertà, della prevalenza del diritto, e tutto quello che ha fatto la società occidentale e che ha permesso alla società occidentale di sopravvivere, dobbiamo anche preservare questi imprescindibili legami tra il Nord America e l'Europa. È quello che fa di noi la massa critica occidentale. Se cominciamo a dividerci, cominciamo a frammentarci. È chiaro che ognuno ha le sue peculiarità. E anche tra Stati Uniti ed Europa dobbiamo lavorare per trovare quella convergenza di interessi che c'è. Io ricordo che Trump è l'unica persona che parla di pace, perché al Parlamento europeo si vota per la guerra d'oltranza, si vota per dedicare lo 0,25 del PIL di ogni Stato membro al supporto militare all'Ucraina, che vogliono dire 6 miliardi di euro per l'Italia ogni anno da dare all'Ucraina. E l'unica persona che fino adesso ha parlato di pace e ha proposto dei negoziati sia nella guerra tra Russia e Ucraina, sia nella destabilizzazione del Medio Oriente, che coinvolge non solo Israele e Hamas, la Palestina non c'entra nulla, ma coinvolge anche l'Iran e tutti gli stati del Medio Oriente, è stato proprio Trump, che a seguito di un raid militare, non una guerra, usate i termini tecnici corretti, oggi si parla di tregua. Quindi stiamo andando verso la pace, stiamo andando verso quella condizione che a noi europei è favorevole e che dovremmo ricercare tutti quanti invece di votare per una guerra d'oltranza, perché la pace di oggi ci costerà sicuramente meno della pace di domani e sicuramente meno della prosecuzione di questa guerra insensata. Esattamente all'opposto. Allora, io vorrei dare la parola al direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisardi. Non so se Simone ha qualche domanda, qualche altra sollecitazione mentre è là con il generale Vannacci. Se no, no, più che altro volevo chiedere se Trump dovesse domani cambiare idea, come sovente sta facendo, l'Europa potrebbe essere in pericolo oppure ancora no? Effetti. No, io credo che non convenga neanche a Trump cambiare idea, non credo che convenga a Trump mettersi in contrapposizione con l'Europa nella maniera più assoluta. Peraltro, al di là di qualche butade, di qualche esternazione, mi risulta che i rapporti transatlantici europei non navighino in brutte acque. Ricordo che nel 2024 la presenza militare americana in Europa è cresciuta di 20.000 unità, quindi la realtà dei fatti ci dicono cose diverse rispetto a quella che una certa stampa e una certa sinistra vuole far passare. I rapporti transatlantici secondo me sono fondamentali per la sicurezza e per la prosperità dell'Occidente. Io sono d'accordo su questo, però c'è un piccolo particolare verso la convergenza degli interessi che noi dobbiamo remare. Lei continua a interrompermi, vedo che non vuole, che ha paura delle mie idee. No, ha detto che è d'accordo su questo. Allora, Antonio Rapisardi, poi Enzo Bianco, che non è d'accordo, diciamo, totalmente con Vannacci. Allora, Antonio Rapisardi. Ho ascoltato questa discussione molto interessante su, appunto, anche di teoria delle alleanze militari, politiche e geopolitiche. È chiaro che io, ascoltando il sindaco Bianco, per carità, l'orizzonte di una difesa comune e europea è del tutto condivisibile. Il punto, caro sindaco, è che c'è un problema qui ed ora. Abbiamo non un'emergenza, ma la necessità di dotare l'Europa di una politica estera comune che abbia delle priorità. Però siccome, diciamo, l'esercito è il punto di arrivo, non è il punto di partenza, in questo, diciamo, interregno, a mio avviso Giorgia Meloni ha individuato invece quale possa essere un percorso agibile, potabile e diciamo, immediato, che è quello di rafforzare la cosiddetta colonna europea della NATO. Che cosa vuol dire? Che se l'Europa, a mio avviso giustamente, sganciandosi un po' dall'ombrello americano, lasciamo stare il fatto che Trump lo vuole fare, ma anche Obama e il Presidente avevano chiesto più fondi da parte dei partner europei. L'Europa adesso ha una grande occasione, quella non solo di difendersi meglio e quindi di contribuire alla propria difesa, ma la propria difesa vuol dire più sovranità e più libertà di scelta, vuol dire anche costringere le nazioni a trovare, e qui mi rifaccio alle parole del generale Vannacci,
quei punti in comune che devono, come fu per i trattati di Roma, o all'inizio dell'impianto europeo, ecco, coniugarsi su poche cose per farle molto bene. Quindi l'occasione c'è, perché il ragionamento sulla difesa europea è molto affascinante, ma è davvero un ragionamento bizantino, nel senso che mentre appunto avanzano i nemici nelle corti bizantine si rifletterà sul sesso degli angeli. Ecco, che c'è un'opportunità di posizionarsi adesso, spendendo, investendo giustamente, a mio avviso, di più, non tanto sulle armi quanto sull'impianto della difesa, perché quando parliamo di difesa non ci riferiamo esclusivamente agli armamenti, ma ci riferiamo anche alla difesa di un intero sistema sociale, del welfare europeo, e quello è il ragionamento più complesso da fare, a mio avviso, su questo argomento. È chiarissimo il concetto, cioè mentre Roma riflette, no? Questo è il senso, no? Antonio, direttore, Sagunto viene spugnato, cioè, siccome c'è l'esigenza di agire adesso, dice l'esercito, questo è il ragionamento di Antonio Rapisarda, diciamo, bisogna agire subito, questo è il tema, secondo un... C'è già un'alleanza transatlantica che si chiama NATO, assolutamente. Dove l'America però evidentemente... Ovviamente non vuole più sopperire. alla sua parte, l'ha fatto anche con grande senso di responsabilità. Anche, lo vedo collegato adesso, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia del gruppo ECR, Ruggero Razza, anche lui dentro a queste dinamiche. Benvenuto Razza. Allora, grazie. Allora un attimo, perché andiamo per ordine, perché poi dobbiamo anche tra un po' liberare Vannacci, che c'è anche la conferenza stampa. Penso Bianco che voleva rispondere. No, volevo dire pure la senatrice Mussolini. Un concetto semplice. Guardate, nell'attuale condizione internazionale, nell'attuale condizione non solo relativa alla politica estera e alla politica di difesa, ma praticamente in ognuno dei campi della vita comune, noi abbiamo una strada davanti a noi con un bivio. O rafforziamo l'idea di affrontare questa condizione, ogni paese per i fatti suoi, con le sue politiche, oppure pensiamo che in una condizione come questa e come sarà nei prossimi anni, con due colossi da una parte oggi, la Russia da una parte, gli Stati Uniti, ma io aggiungo la Cina. Non dimenticate quello che sta accadendo alla Cina, che sta entrando per esempio in Africa e in altri paesi, rafforzando enormemente. Noi possiamo contare soltanto se siamo più uniti. L'Europa come oggi, con i vincoli, con le regole con cui funziona, non ce la fa. Vi faccio un esempio, uno per tutti. In Europa vige praticamente il principio del diritto di veto, dell'unanimità. Esatto. Moltissime delle decisioni importanti, strategiche, basta che un paese, anche il più piccolo, anche Malta faccio per dire, piuttosto che la Slovenia, dice che non è d'accordo e si blocca tutto. Ma c'è ancora, dicevano che lo toglievano. Era nel progetto che portavamo avanti noi. Naturalmente va cambiato, secondo me ci può essere anche una maggioranza qualificata su alcune tematiche, ma l'idea di affrontare le questioni in un modo più unito, a partire dalle politiche di sviluppo, ma anche a partire dalla politica di difesa, anche a partire dalla politica estera, altrimenti noi rischiamo di non contare nulla. La mia affermazione è: dobbiamo rafforzare lo sforzo, superare le difficoltà e cercare di contare ogni giorno di più insieme. Solo così ci possiamo difendere. Una cosa, non so se interpreto in questo caso anche il pensiero del generale Vannacci. Io credo che il generale Vannacci dice in qualche modo nella maniera più il ragionamento lo sto assoluta, facendo adesso, generale. Dico, non so se tra le righe lei, insomma, non dice questo, cioè questa Europa che è molto attrazione, Francia, Germania, adesso di nuovo Inghilterra, mette l'Italia sempre in secondo piano, probabilmente è questo anche che non le piace, diciamo, in questo contesto. Guardi, non è solamente un problema rivolto all'Italia, è un problema rivolto a quello che è successo negli ultimi 20 anni in cui l'Europa ha sottratto la sovranità agli Stati, e il risultato di questa sottrazione della sovranità agli Stati è stato un disastro. La crisi che noi viviamo oggi è figlia di queste politiche scellerate, quelle proprio di cui parlava colui che è intervenuto prima di me, ovvero cercare di costituire una politica che
rappresenti il minimo comune denominatore, ignorando invece quelle a colpi di maggioranza, ignorando invece quelli che sono le specificità, le peculiarità, i talenti e le realtà territoriali di ogni paese europeo, che sono la vera ricchezza dell'Europa, che sono la sua vera specificità e che sono quello che hanno fatto la fortuna dell'Europa nella storia che ci ha preceduto. Ecco, noi vogliamo buttare a mare 2000 anni di storia per un progetto che non vede una soluzione, perché come ho detto prima, gli interessi dell'abitante di Faro sono totalmente diversi dagli interessi dell'abitante di Vilnius, e questa comunione di intenti e di obiettivi noi non la troveremo mai. Quindi noi dobbiamo creare una piattaforma in cui coloro che hanno interessi comuni vedano totalmente abbattute quelle barriere alla cooperazione tra di loro. Quello che ha fatto la Comunità Europea, quello che in parte fa la NATO che non ha mai avvocato un esercito europeo o una difesa comune dell'alleanza, ma la NATO che si basa sull'interoperabilità tra forze armate e che non pone vincoli all'interventismo o al non interventismo. Studiatevi l'articolo 5 della NATO stessa, che impone una risposta comune, ma non ne va a delineare una consistenza. Questo è quello da cui dobbiamo trarre vantaggio e trarre lezione, non i voli pindarici della senatrice sugli Stati Uniti d'Europa. Allora, vuole rispondere la senatrice? I voli pindarici della senatrice ripartono da quello che lei ha detto in premessa, generale. Lei ha richiamato la battaglia di Lepanto, ha detto come è successo a Lepanto. La battaglia di Lepanto, che poi la flotta si radunò proprio nel porto di Messina, nacque da che cosa? Dall'esigenza di tutti i paesi cristiani che formarono la cosiddetta Lega Cristiana di opporsi all'invasione ottomana, e si radunò un'intera flotta di tutta la cristianità. Stette nel porto di Messina circa 3 mesi, il tempo di radunare tutta questa flotta, e partirono alla volta della Turchia, dove si fece poi questa battaglia. Allora, quando lei dice l'interesse dell'abitante di Faro non è l'interesse dell'abitante di Vilnius, questa logica particolaristica, questa logica anche provinciale, poi alla fine viene smentita dagli suoi stessi esempi storici, perché quando c'è un interesse comune, la difesa del territorio di tutta l'Europa, l'interesse c'è, è condiviso, e non c'è cittadino europeo che non possa dire e che non dirà con adesione, entusiasmo e convinzione ci sono anch'io, perché noi siamo l'Europa, noi non siamo né l'appendice degli Stati Uniti d'America, né siamo una nazione che da sola può pensare di ergersi a difendere tutto il territorio europeo contro un'eventuale aggressione di un paese estero di potenza come potrebbe essere la Russia, la Cina. Poi vogliamo fare un discorso ancora più grande, la politica di Trump. La politica di Trump è una politica aggressiva, commerciale, proprio nei confronti dell'Europa, perché la sua politica dei dazi mira a fare spostare la sede degli insediamenti industriali e produttivi sul territorio americano, dicendo: tu importi in America, paghi i dazi, tu sposti la produzione in America, non paghi più niente. Questa è la vera politica. Quindi l'aggressione non è soltanto un'aggressione militare, territoriale, è peggio ancora un'aggressione commerciale, di fronte alla quale, se l'Europa non fa fronte unito e noi continuiamo a dire che noi siamo amici di Trump e allora all'Italia i dazi li metteremo più bassi, e poi i risultati sono quelli che sono, cioè all'indomani dell'annuncio no, probabilmente all'Italia i dazi non li metteranno, l'annuncio è stato esattamente in senso contrario. L'Europa non ha fatto niente su questo, cioè il Canada ha contrattato, la Cina non è vero, c'è in corso una trattativa tra l'Europa, è sempre molto lenta, è molto lenta perché? Proprio perché non c'è un soggetto unico europeo. Noi siamo ancora in questa visione frammentaria in cui, se non cambiamo la nostra mentalità e abbandoniamo le idee come quelle del generale Valnacci, il risultato è questo, che continueremo a avere attori singoli come la Meloni che scende dal treno e fa salire la Polonia e dice si discuteva delle armi, questo non so invece se poi viene smentita e non è vero, non si discuteva di questo. Infatti al momento gli attori principali chi sono? La Germania, la Francia, i volenterosi, l'Inghilterra, che pur non essendo più nell'Unione Europea comunque ha rivendicato per sé un ruolo importante e lo sta agendo, la Spagna, la Polonia, l'Italia è scesa. Ruggero Razza, l'onorevole Razza, prego. No, provavo ad intervenire. Scusate, se il generale fermi un attimo, vuole intervenire, Razza, un attimo, perché c'è un attimo di intasamento. Simona, dimmi tutto.
Sì, scusate, allora dietro l'operatore Massimiliano Scardaci che è qui con noi si è formata una platea e il generale Vannacci è atteso, quindi dicevo se vi interessa, se lui vuole rispondere a conclusione del suo intervento e poi lo congediamo. Lo congediamo, vabbè. Vede senatrice, lei come al solito mistifica i fatti e mistifica la storia, perché ai tempi della battaglia di Lepanto non esistevano gli Stati Uniti d'Europa. Ma che ho detto non questo esisteva io? una Ma comunità veramente? europea. Ma lei mi vuole fare passare per un ignorante? Guardi, in storia avevo 10. Possiamo mai pensare che all'epoca ci fossero Stati Uniti d'Europa all'epoca? Ma ti stiamo scherzando? Io mistifico, lei mi fa passare, ma no ciuccio, di più, un asinello pluriripetente, io non dovrei essere manco diplomata a questo punto. La prego, io non ho detto niente del genere. Io ho detto era la Lega Cristiana. Non è periodo di esami di maturità, quindi. Si chiamò Lega Cristiana, perché era la Lega di tutti. Facciamo rispondere a Vannacci e poi lo liberiamo. Vedo il collegamento anche l'ambasciatore Scognamiglio. Mi dice quando ha finito, posso parlare adesso senza essere interrotto? In bocca Me la rende questa cortesia? Prego, Vannacci. Benissimo. Allora, le stavo dicendo che lei ha paura della mia replica perché continua a interrompermi. Quindi stavo dicendo che all'epoca della battaglia di Lepanto non esisteva l'Unione Europea, non esisteva la Comunità Europea e quella è esattamente una unione che serviva e che è stata eseguita proprio tenendo a presente l'interoperabilità di eserciti, che non sono eserciti comuni, che non sono eserciti che rispondono a interessi comuni, ma che sono eserciti che sono stati messi ad hoc per una specifica esigenza, per un tempo limitato e per una specifica missione per combattere un nemico comune. Ma la senatrice ha detto esattamente questo. La senatrice Musolino ha detto esattamente totalmente. Guardi, la senatrice non ha bisogno di difensori, penso, no? Quindi stavo continuando il mio ragionamento. Quindi stavo dicendo siamo tutti testimoni di quello che ha detto. Abbiamo un ritorno fastidioso, fatelo concludere cortesemente. Fate un attimo parlare con Vannacci, un attimo. Generale, lei mi sente? Lei mi sente? Sono Luca Ciliberti, sono il conduttore della trasmissione. Ho detto esattamente, la senatrice ha detto esattamente quello che ha espresso lei in questo momento. Quindi diciamo siete, non so se è una notizia che le fa piacere o no, siete esattamente sullo stesso piano, con la stessa veduta. Benissimo. Allora io do una notizia a lei e alla senatrice. Questo non si chiama politica di difesa comune o esercito comune, si chiama interoperabilità ed è esattamente quello che ho detto prima, che non vincola gli Stati a una politica comune o a una risposta ad ordini comuni, ma che li rende liberi di aderire o di non aderire a determinate necessità belliche qualora questa necessità rientri nei propri interessi nazionali. Questa si chiama interoperabilità ed è l'unico esercito comune possibile. Io non voglio un esercito agli ordini di Trump né della von der Leyen, non voglio che i miei figli vadano a morire a nome di Bruxelles né a nome di Vilnius, voglio eventualmente io stesso sacrificarmi per l'Italia e per la mia patria nei confronti dei quali ho giurato fedeltà. Quindi, è stato chiarissimo. Lei è d'accordo? Adesso ha spiegato. Mi scusi, quindi lei è d'accordo con Sanchez allora? Appunto. No, Sanchez non penso che sia espresso in questi termini. Sanchez ha ottenuto una dilazione, in termini temporali per raggiungere il 5% delle spese sugli armamenti e sulla difesa della Spagna. Cosa c'entra con il discorso che ho fatto io? Mi faccia capire. È uno che è stato criticato dagli altri paesi europei per non essersi allineato al 5%, questo è un fatto. E io le rispondo molto seccamente, chi se ne frega se è stato criticato, vada bene, se lui ha deciso che quella è la politica del suo paese. Noi facciamo domande, generale, facciamo questo mestiere, non so se lei lo conosce, è il mestiere dei giornalisti, quello di fare le domande e siamo liberi di farle a chi vogliamo, tutte quelle che vogliamo. Ha capito, generale? E io rispondo
e io rispondo a tono a tutte le domande che lei mi fa. Non risponde per niente. È un gran provocatore. Allora, va bene, cioè, è un gran provocatore. Allora, generale, vabbè, lo liberiamo. Senta, ma me la dice una cosa sul ponte sullo stretto fatto con i soldi del Riarmo? Perché questa cosa, diciamo, ci interessa molto da vicino in tutto questo, diciamo, ragionare. Guardi, non banalizziamo le cose che ho già detto. Vede, le infrastrutture strategiche sono strategiche per tutta una serie di motivi, fra cui anche quella di garantire la sicurezza. Visto che parliamo di difesa europea, gli interlocutori che sono nello studio e che non conosco dovrebbero sapere che la military mobility, la mobilità militare, è uno dei capitoli più approfonditi proprio negli ultimi anni, sia dalla NATO che dall'Unione Europea. La mobilità militare fonda il suo principio su quella serie di infrastrutture, di predisposizioni, di capacità che servono per spostare uomini, mezzi, equipaggiamenti da un punto all'altro dell'Europa senza alcun limite e mitigando tutte le difficoltà che possono esistere. Quindi il fatto che esista un'infrastruttura che collega... La signora continua a interrompermi, vuol dire che ha paura delle mie parole. È un dibattito generale. Quindi continuiamo a dire il fatto che ci sia un'infrastruttura che colleghi la Sicilia con il resto d'Europa e che faciliti lo spostamento di armi, mezzi ed equipaggiamenti via ordinaria verso tutti i confini europei è anche una infrastruttura sensibile e importante dal punto di vista della sicurezza e della difesa. E quindi è anche giusto che ci siano dei fondi che provengono da quei capitoli per finanziare quest'opera. Okay. Allora, grazie generale Vannacci. Simona, adesso raccontaci cosa ci sarà. Grazie, lo lasciamo andare alla conferenza stampa. Sono io in ritardissimo con la pubblicità. Dopo volevo sentire Ruggero Razza su Sanchez. Il direttore Antonio Rapisarda ci ha raggiunto, l'ambasciatore Scognamiglio. Insomma, gli altri ospiti rimangono qui. Pubblicità in ritardissimo e rientriamo subito in diretta. Rientriamo in diretta nel punto di oggi, ultima puntata della stagione. Insomma, generale Vannacci, insomma, è un gran personaggio, certamente mediatico, televisivo. Rientriamo, saluto gli ospiti che sono rimasti in studio con noi, il sindaco, lo chiamano sempre sindaco Enzo Bianco. Sindaco Bianco, senza Enzo. Sindaco Bianco. Saluto Michele Cuguzzo, ovviamente, che è rimasto con noi, la senatrice Daphne Musolino, in collegamento Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, c'è l'onorevole Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, esperto in dinamiche e politiche europee, e poi l'ambasciatore Giuseppe Scognamiglio, che diciamo probabilmente avrà assistito allo show del generale Vannacci. Ambasciatore, parto da lei e poi Ruggero Razza sulla posizione di Sanchez in Europa, e se riusciamo, lo dico a tutti, a coniugare questa discussione di livello molto alto, devo dire, anche su temi e contenuti, ai temi e contenuti della Sicilia, perché io ho detto in premessa, questa politica siciliana potrebbe anche occuparsi in maniera, come dire, esplicita, netta e con senso del dovere anche di queste tematiche, piuttosto che occuparsi solo di mancetta all'Ars. Ambasciatore Scognamiglio. Ma intanto grazie, ho assistito alla parte finale del comizio del generale. Il comizio, lei senza mezzi termini. Insomma, diciamo, non ammetteva repliche, mi pare. No? Io credo che la Sicilia, in questo contesto nel quale c'è una crisi sempre più euro-mediterranea, che coinvolge Israele e Palestina da un lato, Ucraina e Russia dall'altro, ma con player che sono anche mediterranei, pensiamo alla Turchia. La Sicilia certamente si trova al centro di questa dinamica geopolitica che passa anche attraverso le conseguenze politiche ed economiche dei conflitti in corso. Lo abbiamo detto anche la scorsa volta in occasione del nostro collegamento precedente, pensiamo all'eventuale possibile chiusura dello stretto di Hormuz, che io non considero possibile, ormai direi quasi non è più nemmeno programmata dall'Iran, però cosa avrebbe comportato sul traffico di oil nel Mediterraneo, no? Una diminuzione del 20% della produzione totale sull'approvvigionamento in Europa e nel mondo, con 20 milioni di barili al giorno che passano da quello stretto,
per venire poi attraverso Suez in Europa, evidentemente avrebbe sicuramente toccato anche interessi siciliani, così come giustamente la presenza di basi americane in Sicilia ha preoccupato le istituzioni siciliane nel periodo di maggiore acume della crisi, e tuttora mantiene alta l'allerta, perché E poi c'è l'unica anche possibile... questo sistema, no? Anche il MUOS, che diciamo, molti non riescono a capire la sua posizione, la sua rilevanza strategica. Io ricordo che quando diciamo, la polemica, il dibattito era al culmine, nessuno è riuscito mai a incidere sulle questioni del MUOS, quindi è veramente strategico per gli Stati Uniti questo presidio a Niscemi, più che le basi sulle quali poi si può anche discutere se la rilevanza è NATO o degli Stati Uniti, eccetera. Quindi anche su Non c'è questo. dubbio. Però, ambasciatore, lei viene al mio discorso, no? Cioè, molto spesso questa, diciamo, la politica locale, non voglio fare, però la politica locale è distratta su questi temi. Lei che ha... fa male perché secondo me la Sicilia, anche in un'ottica di difesa europea, che purtroppo per il generale Iannacci accadrà, perché è impossibile evitarla, non avrebbe senso, sarebbe fuori dalla storia non essere finalmente in una difesa europea, la Sicilia a quel punto avrà un ruolo ancora più determinante dal punto di vista della sua geolocalizzazione. Quindi le istituzioni siciliane e la stampa, come state facendo voi adesso, se ne devono occupare, perché potrebbe essere un volano importante di attenzione, di responsabilità e anche di attrazione di investimenti. Ruggero Razza e Antonio Rapisarda, prego. Su Sanchez, Razza, lei ha sobbalzato quando c'è stata la domanda di Sanchez, perché questo interessa oggi il Fatto Quotidiano, che ovviamente notoriamente non è amico del governo Meloni. Ha perso Razza, va bene, adesso, eccolo qua, la faccio la stessa domanda, la faccio anche al direttore del Secolo d'Italia. Ecco, diciamo il vero sovranista ha titolato oggi il Fatto Quotidiano è Sanchez. Ma non diciamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Sanchez ricorda più quel personaggio del film di Aldo, Giovanni e Giacomo che gli dicevano: siete sposati, quando ti sposi domani, ma niente di serio. Sanchez ha firmato l'aumento della spesa al 5% nei 10 anni, così come tutti gli altri 31 leader dell'Alleanza Atlantica. Poi ha detto che ci ha ripensato, ma la sua firma c'è. Parlando di cose un po' più insieme ed evitando di aggiungermi a quelli che fanno lezioni di logistica, tattica e strategia, e cioè delle scienze militari, a un generale pluridecorato dell'esercito, Roberto Vannacci, lasciatemi dire che si mettono assieme delle cose che non stanno assieme. Primo, in Europa nessuno ha mai pensato o parlato di un esercito europeo, perché in Europa tutti sono assolutamente consapevoli dell'esistenza dell'Alleanza Atlantica e delle competenze che l'Alleanza Atlantica, attraverso il coordinamento dei suoi eserciti, determina per tutti i 4 quadranti in cui l'Alleanza Atlantica è impegnata in Europa. Tra l'altro l'Italia fino ad alcuni giorni fa aveva la responsabilità con il di Brunsum di uno di questi 4 quadranti. C'è quello che riguarda il Mediterraneo di Napoli, per cui non diciamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. I 31 paesi dell'Alleanza Atlantica hanno tutti e 31 sottoscritto un impegno che ha raccolto le indicazioni portate dal primo ministro italiano e che consentirà di destinare in 10 anni il 3,5% del PIL alla spesa militare in senso stretto e l'1,5% del PIL alle infrastrutture strategiche, alla cybersicurezza, alla difesa delle reti sottomarine, a tutto ciò che rappresenta la organizzazione di un sistema di sicurezza e di difesa che secondo c'è il ponte tra questo, c'è il ponte tra queste spese? È possibile che ci sia, perché ci sono documenti specifici della NATO che dicono la importanza del collegamento tattico per quanto riguarda le basi, trovandosi la Sicilia strategicamente al centro del Mediterraneo. Quello che invece dice oggi
euro e sul quale vi sono delle visioni in qualche misura diverse, è l'autorizzazione agli Stati ad utilizzare delle regole di bilancio particolarmente favorevoli e delle risorse aggiuntive per finanziare la propria spesa. Quindi da questo punto di vista c'è un lavoro serrato. Noi come per esempio riteniamo, per raggiungere gli obiettivi che ha individuato il vertice dell'Alleanza Atlantica, che sia necessario evitare di contrarre nuovo debito. Abbiamo presentato 2 proposte italiane che sono in discussione con la Commissione europea. Una riguarda la possibilità di utilizzare il sistema di InvestEU per sostenere l'industria e per sostenere la sicurezza di tutti e 27 i paesi europei, l'altra azione di bond in maniera tale che gli stati particolarmente indebitati come l'Italia e non soltanto l'Italia non debbano raggiungere questi obiettivi di sicurezza e difesa comune, dove ulteriormente indebitare i cittadini e ulteriormente gravare. Quindi, per concludere, diamo una giusta allocazione ai temi. L'esercito, la parte militare, la sicurezza, l'operabilità degli eserciti, la crescita degli investimenti è affidata alla NATO. L'Europa si sta occupando di consentire agli Stati di raggiungere questi obiettivi attraverso delle forme particolarmente più giose di utilizzazione delle chiarissimo. Dunque, raccontata così, Bianco, ha un senso, no? Raccontiamo 2 cose diverse. Raccontiamo così, è un'altra narrazione, no? Assolutamente. Però scusate se introduco un altro argomento oltre a questo, nella stessa direzione. Per far capire veramente quanto l'Europa, e non solo l'Europa, io dico anche una politica euro-mediterranea, sia decisiva per il nostro futuro, per il futuro dei nostri ragazzi. È chiaro che siamo di fronte a una condizione di cambiamento climatico. Stiamo andando verso un clima sempre più di tipo tropicale nell'area euro-mediterranea. Tutto questo sapete da che cosa deriva? Deriva dal fatto che la temperatura dell'acqua del Mediterraneo si è alzata, ovviamente. No, si alza ogni anno del 20% in più di quanto si alza la temperatura dei mari del mondo. Ciò vuol dire che in 5 anni, la matematica non è un'opinione, nel Mediterraneo l'innalzamento della temperatura è il doppio rispetto a quello dei mari del mondo. Sapete cosa ha comportato già questo? Che nel Mediterraneo sono arrivate 700 nuove specie di tipo tropicale, sia animale, quindi pesci sostanzialmente, sia vegetale, e questo sta cambiando il clima. Noi ce ne rendiamo ogni giorno conto. Come si collega? Come si collega questo? Come è possibile affrontare questa questione in un modo serio? Ci vuole una politica mediterranea e euro-mediterranea. Lo sa, no, le faccio un esempio concreto, se no non si capisce. Un esempio concreto, scusate, guardate questo numero. Ogni minuto nel Mar Mediterraneo vengono scaricate, ogni minuto di qualunque giorno, di qualunque notte, di qualunque ora, 1200 bottiglie di plastica scaricate nel Mediterraneo. Tutto questo significa naturalmente CO2. Vogliamo avere una politica europea che si occupi anche di queste cose? Noi che siamo come Sicilia e come Italia immersi nel Mediterraneo, abbiamo tutto l'interesse a che ci sia una politica europea non solo nella difesa, ma anche su queste tematiche. Anche su questi temi. Però diciamo, sull'ambiente è sempre presente chi parla, è Ruggero Razza. E poi volevo sentire Antonio Rapisani. Un flash per dire che per la prima volta l'Europa ha un portafoglio al Mediterraneo ed è stata una richiesta italiana, dato a commissaria Suiska. Per la prima volta esiste una direzione generale della Commissione europea che si occupa di Mediterraneo, e la Division List e North Africa, che è affidata a un ambasciatore italiano che è Stefano Sannino. A ottobre, quindi qualche mese, recependo l'intuizione del piano Mattei, l'Europa presenterà la Commissione europea presenterà il patto per il Mediterraneo. Quindi da questo punto di vista un lavoro è stato fatto, l'Italia è capofila, quindi penso
dovremmo esserne soddisfatti. Arriva. Ci abbiamo lavorato intensamente ovviamente per arrivare a questi risultati anche negli anni passati, per esempio nel Comitato delle Regioni, per esempio con Harlem, per esempio anche con una dimensione di tipo locale. E ha ragione, sono d'accordo con Ruggero, sono passi avanti importanti. Tra l'altro Stefano Sannino è un diplomatico di assoluto livello, è stato direttore generale, ha avuto responsabilità anche in Europa, è uno che conta e che è rispettato e lo dobbiamo aiutare. Allora, Rapisarda, un ragionamento prima di andare in pubblicità. A te infatti sono state chiarite delle cose, l'ho fatto benissimo Ruggero Razza, facendo comprendere quello che dicevo poc'anzi. Antonio, ti chiedo di alzare un po' il volume della voce perché con i collegamenti, come sai, insomma... Ok, no, dico, esiste già un embrione di questa difesa comune che è rappresentato appunto dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla quale adesso è necessario assumersi, pagando di più, ulteriori responsabilità, perché sovranità, libertà e difesa è un paradigma che va insieme, e questo per ciò che riguarda il cosiddetto hard power. Poi c'è il soft power di cui parlava ancora Ruggero Razza, che è il piano Mattei, cioè l'unica vera innovazione da questo punto di vista è stata portata dal governo italiano. Non a caso giusto 10 giorni fa si sono visti a Roma Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen nei paesi africani per innestare il piano Mattei nel Global Gateway. Quindi anche lì l'Italia da questo punto di vista, e la nostra Sicilia, deve essere centrale, ma un piano di indirizzo è stato dato. Negli altri anni si considerava Lampedusa non la porta, ma in qualche modo il recipiente di tutte le crisi mondiali. Adesso la piramide è stata capovolta e l'Italia finalmente ha un progetto. Vediamo se riuscirà a innestarsi l'Europa su questo, ma di fare appunto poche cose fatte molto bene, invece che innestarsi sulla rete dei pescatori, perché noi abbiamo i nostri pescatori che non possono pescare alcune zone, mentre i pescatori libici o tunisini sì. Ecco, quella è stata l'Europa che non ha giovato la Mediterranea. L'intuizione italiana da questo punto di vista mi sembra l'unica vera fish politica in questa fase così turbolenta. Mi sembra corretto. Allora io saluto Antonio Rapisarda, so che deve andare a paginare il giornale perché insomma questi sono orari critici, decisivi. Grazie Antonio, grazie anche per la tua presenza durante tutta la stagione, perché come dire, un occhio critico tra l'altro di un giornalista siciliano ci fa sempre piacere su dinamiche nazionali, internazionali e perché no anche locali. Quindi buon lavoro direttore, grazie, ovviamente grazie a voi. Ci auguriamo che sia con noi anche nella prossima stagione. Buona estate anche al direttore Antonio Rapisarda. Noi ci fermiamo, piccola pausa, poi l'ambasciatore Scognamiglio, Ruggero Razza, Enzo Bianco, Michele Cucuzza e la senatrice ormai amica del generale Vannacci, Daphne Musolino, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo salutato insomma in questa pausa Enzo Bianco, insomma esperto ovviamente da sempre anche di relazioni internazionali, di politica, già sindaco di Catania e ministro per l'interno. Ci ha salutato e però vedo Simona Mazzone, resta con noi ovviamente l'ambasciatore, che tra l'ambasciatore Scognamiglio, a cui tra poco darò la parola anche sui temi che abbiamo sentito parlare. C'è questo tema, guardo anche Michele in studio e la senatrice Musolino, questo del piano Mattei, che mi incuriosisce molto perché ci interessa veramente da vicino, sollevato poco fa da Ruggero Razza e da Antonio Rapisarda. Però do la linea a Simona Mazzone, sempre da Acireale, dal raduno dei Patrioti per l'Europa, che è il gruppo a cui appartiene la Lega Italiana, che è con un ospite. Simona, prego. Sì, sono con l'onorevole Silvia Sardone, che è l'altro vice segretario della Lega, insieme al generale Vannacci, che tra l'altro è anche, appunto, sono contenta di avere anche una presenza femminile per riequilibrare in qualche modo. Allora, per riequilibrare, sì, per par condicio, infatti sono vice segretari entrambi, quindi esatto. Riequilibriamo. Tra l'altro l'ho anche catturata perché c'è la conferenza stampa in corso in questo momento, quindi sono entrata chiedendo di lei ed eccoci qua. Allora siamo uscita dalla finestra per venire da voi. È vero, siamo uscite dalla finestra. Allora, spioncino per rientrare. Sì, ci aprono sicuramente. Anche perché la sua presenza è fondamentale. Si parla appunto di riarmo, stiamo parlando di questi temi europei, voi che la vivete giornalmente lì in Unione Europea.
Sì, sentivo prima la voce di Vannacci a distanza, quindi credo che Del Riarmo ha litigato abbastanza. Ha già parlato ampiamente spiegando la linea del partito. Diciamo che noi da anni vorremmo lavorare per la pace, che crediamo debba essere il fine ultimo di tutti. Di conseguenza abbiamo posto le votazioni in questi giorni. La prossima plenaria ce l'abbiamo la settimana del 7 luglio. Quindi non la prossima, quella immediatamente successiva, e ecco, diciamo che portando così una chicca di temi europei, io pensavo di votare in quella plenaria contro la richiesta di immunità di Ilaria Salis. Invece non la voteremo perché è stata tolta dall'ordine del giorno della Commissione Iuri, nella quale fa parte tra l'altro l'onorevole Stancanelli, che ha organizzato per tutto il gruppo dei Patrioti questa bellissima convention, e perché è stata tolta, appunto, cioè si voteranno altre 10 immunità, ma magicamente quella di Ilaria Salis è stata tolta. E cosa è successo? Bisogna chiederlo a chi c'è in maggioranza, e mi sembra chiaro. Sorride Ruggero Razza sulla questione Salis, che insomma che europarlamentare Fratelli d'Italia. Tra l'altro, Sardone, oggi c'è il Pride a Budapest, in Ungheria, a Budapest, dove la Salis insomma era stata condannata, insomma, dove ha fatto il carcere, insomma, ecco. Sì, guardi, la mia posizione, cioè a me del Pride, di quello che fanno, non mi interessa. Per me ognuno può amare quello che vuole. È diversa dal generale Vannacci. Cioè, proprio non mi interessa nulla. No, però dico, c'è un collegamento tra l'Ungheria. Non partecipo perché non credo che oggi nel 2025 ci siano dei diritti da rivendicare. No, parlava del collegamento con la località. Ah no, questo sì, ma so anche che in Ungheria c'è stata una grandissima polemica per il fatto che invece lì il governo abbia deciso, insomma, di non sostenere in alcun modo il Pride. Io arrivo da una regione che è la regione Lombardia, che da sempre non dà il patrocinio al Pride, quindi un conto però è non dare il patrocinio, quindi non dire quello per me è un evento di regione, del mio stato e quant'altro, un conto è impedire la realizzazione. E qui il discorso è la Salis in Ungheria. In costume da bagno. Vabbè, comunque andiamo avanti sul discorso della Salis. Alcune immagini non mi piacciono proprio, però dopodiché chi se ne frega. No, esatto, chiedevano della Salis in Ungheria. Alla fine dice, però quello diciamo è Sardone, mi permetta di interpretare il suo pensiero. Mi permette di interpretare il suo pensiero, Sardone. Lei dice io non do l'immunità alla Salis perché quello non è il mio modo di fare la politica, cioè non è portare dentro le istituzioni questo tipo di politica, perché non è costruttiva secondo le vostre idee di patrioti, e questo è un po' il senso. Ma a parte che non è costruttivo andare in un paese e menare la gente, diciamo, no? Su quello, non penso che sia un modo di far politica. Però ancora bisogna accertarlo, dice ovviamente la senatrice. E poi a prescindere da quello l'immunità sì, certo, ma a prescindere da quello l'immunità è legata da sempre agli atti compiuti nell'esercizio del mandato, quindi perché dovremmo dare un'immunità che a quel punto è relativa a fatti che non c'entrano assolutamente con il mandato, dato che non solo non era eletta, non era manco candidata, anzi non era neanche ipotizzabile in un futuro la sua candidatura al Parlamento europeo, quindi non è in alcun modo attinente all'esercizio del mandato, e quindi secondo me l'immunità non deve essere concessa. Dopodiché, se devo mandare un po' di pepe alla discussione, forse la domanda che dobbiamo fare anche ai nostri alleati di governo è: facciamo finta che non venga concessa l'immunità, facciamo finta che venga condannata la Salis, facciamo finta che mentre viene condannata è in Italia, l'estradizione per la Lega viene data non il giorno dopo, il giorno prima, per noi è già lì nelle patrie galere in Ungheria. È così anche per gli altri partiti? Mi auguro di sì. Poi lo chiederemo, Chi lo sta facendo? La sua maggioranza, gli altri parlamentari italiani, insomma, quelli che ci sono. Vale sempre agli altri partiti presenti in studio, non dal processo. Non so che altri partiti Italia ci Viva e siano. Fratelli d'Italia. Vale sempre una regola, è un principio che uno si deve difendere nel Fratelli d'Italia, processo. immagino la pensi come me. E Italia Viva, vale sempre una regola per la quale ognuno di noi, ogni cittadino si deve difendere nel processo, non dal processo, quindi indubbiamente
poi proseguirà il suo giudizio e poi verrà accertata la sua responsabilità. Altro discorso per il quale poi Sardone, si innesca tutta questa polemica è le condizioni di detenzione che ha affrontato e subito la Salis nel corso del processo. Rimangono pochi minuti diciamo, di questa trasmissione, io non so se c'è collegata la nostra Francesca Briganti, che è la esperta di partite IVA, non riesce a collegarsi perché posso salutare la mia ospite Luca, scusami. La facciamo rientrare in studio, anche se diciamo l'argomento interessa anche gli europarlamentari della Lega, perché Sardone lo studio diciamo che volevamo presentare oggi, che volevamo portare oggi, è sulla qualità e la quantità e il costo delle energie che sono schizzate diciamo nel nostro paese anche dopo queste situazioni internazionali, quindi insomma c'è bene, riportiamo nucleare in Italia, questa è la soluzione della Lega. Va bene. Grazie Sardone, la restituisco alla conferenza stampa. Simona lo dicono i numeri. Sì. Lo dicono i numeri. No, è energia pulita. Sono capogruppo proprio in Commissione Ambiente. Se vuole prego, ci dica come salvare, perché qua le bollette continuano a schizzare. Noi che non stiamo bene come la Lombardia, diciamo, dal punto di vista noi dobbiamo raggiungere l'autonomia. No, esatto. ma certo, noi dobbiamo raggiungere l'autonomia energetica non deturpando il nostro meraviglioso paese, ok? Quindi vanno benissimo le energie, diciamo, quella eolica, quella solare, vanno tutte benissimo, ovviamente nella misura in cui non rovinano e deturpano interi paesaggi, perché vi farei vedere alcune meravigliose colline che cosa sono diventate. Ok? E anche nella misura in cui non tolgono terreni agricoli, perché in quel momento magari per qualche strana ragione vengono considerati più profittevoli altre forme, per esempio di energia. Abbiamo un nucleare alle porte, cioè proprio sul confine del nostro paese. Se dovesse succedere un disastro, cioè non è che capito, ci salviamo perché non ce l'abbiamo, quello sì, chiaro. Non ci È come se l'avessimo noi, la differenza è che non la produciamo noi. Oggi c'è il nucleare di ultima generazione che è sicuro e pulito. Una grande battaglia che noi abbiamo fatto è stata ed è quella di inserire il nucleare nelle energie considerate pulite dall'Europa, così come abbiamo richiesto di inserire i biocarburanti. Peccato che già in audizione Hostra, che è il commissario al clima, ha di fatto detto sì, vabbè, magari ne parleremo in futuro, ma al momento no, mantenendo la linea in Europa che già conosciamo, che è quella che sta togliendo fette di mercato al nostro paese. Guardi Sardone, voi quanti termovalorizzatori avete in Lombardia? Ecco, appunto, parliamo di queste serie. Guardi, io ne ho uno proprio nel mio comune, quindi ecco, noi qua abbiamo difficoltà a farne uno, quindi si figuri, noi qui abbiamo difficoltà a farne uno, si figuri come siamo messi. Pensi se diciamo di fare il nucleare ai Sicilia, insomma. Guardi, le lancio questa cosa che io ho già detto. Io arrivo da un comune che si chiama Sesto San Giovanni, che ha le più grandi aree edificabili d'Europa, dove c'era la Magneti Marelli, la Falk, la Breda, grandi aziende. Il nucleare di nuova generazione non necessita di corsi d'acqua. Guardate, lo facciamo nel mio comune, non c'è problema. Dopodiché possiamo anche recuperare i siti storici del nucleare. No, ma perché dove viene fatto, prima di tutto, è stracontrollato, è strasicuro e ha dei risparmi energetici per il comune ovviamente importantissimi, cioè praticamente i cittadini non pagherebbero più nulla. Dopodiché è troppo lungo l'iter, va bene, recuperiamo, noi avevamo le centrali in Italia, recuperiamo i vecchi siti che esistono già e ci sono già. Se vogliamo farlo domani mattina si può fare. Beh, di sollecitazione, diciamo, spunto, certamente da prendere in considerazione. Se non la vogliono gli altri comuni, fatelo da me, non c'è problema, lo prendo io. Va bene, grazie Sardone. Il papà di mio figlio, la facciamo domani mattina. Va bene, raccogliamo insomma anche questa idea. Allora siamo quasi in chiusura. Lo stadio dell'Inter e del Milan, non ci siamo riusciti, va bene anche nucleare, basta portare ricchezza. Portiamo energia. Allora, ambasciatore Scognamiglio, vado a chiudere, grazie, insomma, io mi dispiace che abbiamo avuto. Grazie Sardone, ambasciatore Scognamiglio. Salutiamo l'onorevole e le auguriamo buon lavoro, grazie.
grazie anche a Simona Mazzone, non so se la teniamo lì per i saluti, credo c'era anche l'onorevole Stancanelli che voleva intervenire e salutare. Allora, ambasciatore Scognamiglio, siamo veramente in chiusura, i temi poi diciamo si tende a riportarli, no, nella glocalizzazione, mi passi questo termine. Io non vedo, diciamo, all'orizzonte, no, come dire, un pensiero come dire, così alto da poter riportare, insomma, e avvantaggiarsi di questo periodo storico, come succede e come la storia ci racconta, no, anche nel nostro paese. A me sembra che poi tutto sommato non ci sia nemmeno troppa differenza di visione tra alcune tesi sulla somma di eserciti nazionali, come è stato detto dal generale prima, o quella che prevede l'ipotesi di una difesa europea, nel senso che i primi parlano di cronaca e i secondi parlano di storia, cioè chi parla di difesa europea si riferisce a un inevitabile processo che dovrebbe portare l'Europa a tornare protagonista degli scenari internazionali. Credo che una leadership intelligente in Europa non potrà che fare questa scelta e inevitabilmente la faranno. Invece chi deve gestire oggi una situazione di negoziato complicato con un personaggio insolito e probabilmente irrazionale come Donald Trump, capisco che debba cercare di negoziare il 3, il 4, il 5% per quanto riguarda le spese militari e il 10 piuttosto che l'8 e il 12 per quanto riguarda i dazi, affidandosi a tabelle inverosimili che tutti noi abbiamo potuto criticare. Quindi l'istinto, per concludere, e l'invito è quello alla leadership che noi selezioniamo nei paesi democratici a guardare avanti, oltre un orizzonte di 5 anni, non troppo in là perché sennò siamo tutti morti, però è in quell'orizzonte che noi dobbiamo trovare la forza e il coraggio per costruire un'Europa integrata, federale e quindi anche una difesa europea che, se ci fosse, sarebbe l'esercito più forte del mondo. Esatto. Senza cadere nelle provocazioni di variabili impazzite, guardo anche Michele Cucuzza, l'onorevole Razza, come Donald Trump che in questo momento sta facendo, no, il bello e il cattivo tempo del mondo, lo possiamo dire, no Michele? Abbiamo ascoltato, come dire, un po' il panorama, è abbastanza chiaro, direi. Allora, Ruggero Razza, intanto prima di salutarla, ambasciatore, intanto grazie per essere stato con noi, ambasciatore Scognamiglio, grazie, la saluto, le auguro buona estate anche a lei, grazie per la disponibilità e il tempo, e lo dico per i nostri telespettatori, l'ambasciatore Scognamiglio è una figura autorevole e noi ci pregiamo ovviamente di avere la sua opinione, le sue considerazioni anche all'interno di questo programma, come già abbiamo fatto in passato. Grazie ambasciatore, buona estate anche a lei. Ruggero Razza, grazie a voi. Onorevole Razza, comincia ad appassionare anche il dibattito europeo, chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa? No. Il dibattito europeo è certamente oggi molto più avanti del dibattito nazionale su alcuni grandi temi, ma è una strategia, diciamo, di attenzione dell'Europa verso le grandi questioni che devono essere affrontate, che penso sia assolutamente condivisibile. L'intervento dell'ambasciatore prima, che è stato più un intervento politico che da diplomatico, ha tentato di porre l'accento sulle scelte dei leader. Io non penso che oggi noi siamo di fronte a questioni che riguardano le scelte dei leader. C'è uno scenario globale diverso e dobbiamo capire cosa ha determinato alcune azioni per le quali ciò che oggi accade è la conseguenza. Faccio un esempio: se negli ultimi anni la bilancia commerciale degli Stati Uniti verso gli altri stati è stata fortemente in danno per gli Stati Uniti, è normale che il governo americano, quale che sia, lo fece Biden all'inizio, al porre il tema dei dazi, si deve impegnare a cercare di ridurre la bilancia commerciale. Allo stesso modo l'Europa, che ha avuto nel tempo un tema di forte aggressività dei mercati asiatici e quindi dell'intervento di lavoro a bassissimo reddito, invece non ha voluto porsi il tema dei dazi verso la Cina, come fu dibattito di tanti anni fa avanzato dall'allora ministro degli esteri Giulio Tremonti.
Secondo me noi stiamo assistendo ad alcuni cambiamenti globali. All'interno di questi cambiamenti globali l'Europa ha un'opportunità. Nelle regole che esistono del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, l'Europa può decidere se assumere delle decisioni, penso a ciò che ci siamo detti sul Mediterraneo, sull'Africa e sul sud del mondo, o se pensare, come ha fatto, e concludo, dal 92 in poi, che gli occhi dovessero essere rivolti solo ad est e al confine con la Russia. Oggi noi paghiamo anche delle decisioni che si sono rivelate sbagliate, ma non è legato a questo o quel leader, ma al contesto che ha determinato delle decisioni che oggi stanno rivelando tutta la loro fallacia. Sono molto d'accordo con questo concetto, sono molto d'accordo. Allora, grazie Ruggero Razza per essere stato con noi, ovviamente poi ci ritroveremo ovviamente in altri contesti anche qui in studio. Allora, facciamo così, l'ultima fascia pubblicitaria, poi saluto gli ospiti studio e ringraziamo anche Simona che è ancora in collegamento e ci salutiamo con lei col collegamento in diretta dopo la pubblicità. Allora, rientriamo solo per diciamo, i saluti di quest'ultima trasmissione. Ringrazio la senatrice Daphne Musolino, ovviamente sempre dentro al dibattito politico. Complimenti. Ha perso secondo me De Luca un autorevole grimaldello all'interno del Senato. Mi faccia fare questa considerazione. Michele, siamo alla fine, insomma, dibattito intenso. Ci dobbiamo entrare perché sennò restiamo fuori dal... Intanto speriamo che veramente la guerra, almeno in Medio Oriente, possa in qualche modo attenuarsi se non finire. Guarda, con Totò Calì all'inizio della trasmissione avevamo fatto una battuta, ridandoci l'appuntamento diciamo, per la nuova edizione del Punto. Lui, come sempre sarcastico, pungente, ha detto: e da dove ci collegheremo? Ecco, quindi, giusta domanda, visto le cose cambiano praticamente nell'ordine degli istanti nel mondo, quindi insomma questo è. Allora, Simona Mazzone ancora lì, ovviamente in collegamento dalla Lega, dove dal gruppo da Cireale, dove c'è il raduno del gruppo dei patrioti europei. Simona, come sta andando? Sono spariti tutti, ti sei collegata? Sì, che mangiavano tutti, facevano il brunch, poi che succede? Sì, infatti hanno sparecchiato e sono spariti tutti. No, è cominciata la conferenza stampa, devo dire, affollatissima di giornalisti, parte della quale diciamo è stata incentrata anche sui temi del generale Vannacci, di cui ha discusso proprio da noi al Punto, ne hanno parlato anche un po' sorridendo. Si era formata tra l'altro una platea dietro Massimiliano Scardaci, come dicevo all'inizio, di ascoltatori, di pubblico, e ci hanno chiesto tutti a che ora andasse in onda. Ovviamente ho spiegato della nostra diretta e poi delle nostre repliche comunque, dove possono trovare la trasmissione, quindi sarà molto ascoltata sicuramente. Quindi vi saluto. Va bene così. Allora, permettetevi di ringraziare, ce l'ho finalmente in video, Simona Mazzone, che è stata una colonna, Michele, di questa trasmissione durante tutta la stagione. Meno male che c'è stata lei, lo dico anche ai tecnici in regia, anche del telegiornale, ovviamente. Tempi, ovviamente, però diciamo, lo dico perché ti stanno ascoltando anche i tecnici in regia che ti amano ormai, Simona, ovviamente. Lo dico per i nostri telespettatori, il coordinamento giornalistico durante la trasmissione è stato tutto di Simona Mazzone dietro le quinte. Quindi grazie Simona per tutto quello che hai fatto per questa stagione del Punto. No, grazie a voi. Diciamo con 1000 difficoltà, grazie a Michele Cucuzza che ci aiuta ogni volta, diciamo, ci supporta nei temi, insomma grazie Michele, insomma, è importante. Grazie a te, complimenti. Una direzione così. Ringrazio ovviamente l'editore Angela Ciancio che tra 1000 difficoltà anche lei ogni volta ci dà una mano, ci spinge ad andare avanti anche nei momenti più difficili. Poi ringrazio Antonio Condorelli che oggi non è potuto essere con noi ma che è stato un opinionista fisso della nostra trasmissione, così come lo è stato Mario Barresi, caporedattore della Sicilia, tutti i colleghi giornalisti, Miriam Di Peri, Elvira Terranova, insomma tutti quelli che sono stati con noi, Giuseppe Pipitone del Fatto Quotidiano, sicuramente me ne dimenticherò qualcuno, ma fa niente, tutti sanno ovviamente quanto sono importanti per la nostra trasmissione, per lo spirito critico con cui partecipano. E poi Michele, noi abbiamo avuto come dire, un supporto importante che è stato quello degli istituti demoscopici, Demopolis, SVG
TG sempre con noi, l'Istituto Piepoli con il presidente Livio Gigliuto, questo per dare il tema e il polso insomma di quello che sta succedendo nella nostra Sicilia e in Italia. Questo ovviamente noi ci inorgoglisce e ci dà in qualche modo quello spessore, no, che tutti noi in più, complimenti. Esatto, che quando facciamo questo mestiere cerchiamo. E poi ovviamente tutti i politici, qui è rimasta la senatrice Musolino, ma è resistito, insomma, abbiamo avuto tutti gli schieramenti politici. Allora a tutti auguro buona estate, grazie ovviamente ai nostri tecnici, se no la macchina nemmeno parte, ovviamente sono stati tutti ad alternarsi in regia, sicuramente mi sarò dimenticato qualcuno, non me ne vogliate, ma ovviamente un saluto e buona estate a tutti. E poi il nostro Totò Calì che abbiamo salutato poc'anzi. Simona, non lo so, io sentivo Simona che parlava, che diceva no, niente, va bene. Buona estate anche a te Simona, allora grazie a tutti. Mi salutano i colleghi, Ecco, ti saluto. Simona è nel suo, è nel suo. Va bene, grazie a tutti, appuntamento forse alla prossima stagione con Il Punto, ci rivediamo a settembre. Buona estate a tutti.